Allora, buongiorno a tutti, oggi ci sono delle novità, vedete, allora intanto questa magliettina qua, che la vedete, cioè, non so se si vede il contrario, questa magliettina alla friulanina, che la trovate, queste magliettine di nicchia su Facebook, trovate il sito, oppure c'è il negozietto in via Trieste che vende queste magliettine, vedete, ci sono vari tipi, è per un regalo estivo bellissimo. E abbiamo una novità, abbiamo con noi Fabio, ecco qua, l'amico Fabio che vedete ha il sole in fronte, Ecco. Fabio che ha un'officina a Udine, Udine o Viale Tricesimo 258. un'officina di auto che fa tutto. Fabio, qualsiasi tipo di lui fa tutto e quindi lavora solo, e io gli ho detto se era a Feletto era il tipico meccanico a Feletto, invece lei è a Tavagnà, ma però Fabio, ricordate, meccanico Fabio via Tavagnacco trovate. E mi è venuta, poi siamo coi soliti, ormai è un trittico fisso, non c'è Pillosio, non so se è positivo al Covid o qualcosa. Positivo. No, si è vaccinato, quindi ecco, si è vaccinato ieri, oggi non c'è. Manca Marco. Manca Marco che è partito, ha Sì, detto, no, beh, no, è andato in bar. ha fatto un incidente. Con la barca? No. Sì, hai speronato No, No? ha bucato la barca, cioè, è arrivato Gorgoglione, pian piano ritornano. Dopo il vaccino, ecco, ho fatto il vaccino, vedete, ecco le due. E allora oggi vi faccio una veloce, faremo barzettine a random, non faremo ogni giorno, anche perché adesso arriva l'estate, uno va, non viene. E c'è questa barzellettina che mi è venuta stamattina venendo qua, perché ho visto 3 persone che prendevano l'autobus vestite di nero. E quindi mi è venuta quella dei vampiri, sai, Castello, Romania. Castello in Romania. 3-6 vampiri, pipistrelli si trasformano in vampiri. Si alzano, faccio un friulano anche se Vincenzo non la capisce. Io se vuoi di sangue, che voglia di sangue che ho io, se vuoi di sangue, io vado, ma dove vai? Non c'è nessuno, vado. Parte, torna dopo un'ora, tutto sporco di sangue. Ma dove hai trovato sangue? Venga, apri la finestra, vedi il campanile, dietro il campanile non c'era una squadra di calcetto, giocavano a calcetto. Sono passato lì, rasati tutti, già asciugati tutti. Parto anch'io, vai, parte, porta dopo 3 ore, sanganato, non c'è modo di più. Dove hai trovato? Via, vedi il campanile. Sono andato dietro, c'era calcetto, non c'era il mercato. Il mercato, più di gente lì passa, parte l'altro, vado anch'io. Torna, non torna, arriva dopo 5 ore, tu sdrasanà, spaccato l'occhio, tutto sporco, naso spaccato, senza denti. Ma dove sei stato? 4 ore? Ma cosa è successo? Vedi il campanile? Sì, io non l'ho visto. Leggera per andare, allora. Fabio, torniamo a dire, Tavagnacco, via Tricesimo 258, officina F2. F2 di Fabio, quindi F2 vuol dire Fabio Fabio Faraca, il mio cognome. F2, lui invece F2. Grazie. Grazie a tutti, ci vediamo domani, sempre a Dio piacere, Gorgoglione reduce dal vaccino, ha fatto il vaccino una settimana fa, si sta a casa un mese. Vabbè, ricordo l'11 luglio in Castello, Gala St. Friends, io ero al Cremona, festa tutto pomeriggio, ma la sera il momento di nicchia, vedi poi qualcuno ne frega niente. Sto prenotando i biglietti. Prenotando i biglietti online, non li prenoti, li trovate dove vi ho mandato, leggete il giornale, dai. Ciao. Ciao.